Queste prospettive per i giovani come si creano a vostro giudizio? Fittante, vedendo anche dal vostro programma che parlate di aumentare i servizi pubblici per l'infanzia, una flessibilità nell'organizzazione del lavoro e gli orari di servizio, cito testualmente, insomma, però è un programma che richiede anche un bel po' di impiego di risorse. Insomma. Assolutamente sì. Noi, a differenza un po' di tutti, abbiamo fatto questo programma scritto, stampato in un librettino con tutte le varie questioni, anche il patto per la crescita. Questo per dire che noi siamo per essere coerenti e scriverlo prima della campagna elettorale, in modo tale che rimanga, diciamo, scritto per i cittadini e per gli altri, perché poi un conto è parlare, un conto poi è realizzare. Le nostre proposte sono molto chiare, molto delineate, oltre a quelle che citava lei. Noi siamo per la ridiscussione del Fiscal Compact, che condiziona fortemente le nostre piccole imprese e il sistema economico italiano in questa fase. Cioè, in una fase di recessione, avere questi vincoli significa mettere in ginocchio un'economia, mettere in ginocchio un paese, non solo creando le condizioni di più evasione, non solo, ma anche, diciamo, di non opportunità di lavoro. Come si crea il lavoro? Con lo sviluppo, con l'investimento. Le risorse dove sono? Ci sono le risorse. Parliamo qui dell'evasione fiscale, si dice sempre ovviamente ma non è una roba fattibile, è fattibilissimo. Basterebbe solo fare una cosa. Noi siamo un paese che per fare una dichiarazione dei redditi, io laureato, non sono in grado a farla da solo. Ci sono 56 pagine da completare. Io con una laurea non sono in grado da solo a fare una dichiarazione dei redditi. Un paese che ha ancora queste condizioni non può essere un paese civile. Allora, le risorse, uno, per quanto riguarda quelle italiane, noi abbiamo un bilancio dello Stato che sono 800 miliardi. Io faccio piccola e media impresa, quando c'è crisi si va a tagliare i costi. Se noi fossimo in grado, come realmente è possibile, di tagliare il 10% dei costi della spesa improduttiva, cioè degli sprechi che sono tantissimi, avremmo 80 miliardi, diciamo, sul tavolo da utilizzare per lo sviluppo e per la crescita. Abbiamo inoltre altrettanti miliardi, quasi 90, di beni confiscati alla mafia che giacciono lì, inutilizzati in modo scandaloso, che poi vanno anche a perdersi anche di valore, diciamo, alcuni paesi, e sarebbero 150 miliardi da mettere in campo da subito, per cui la possibilità di cambiare c'è. Quello che voglio significare agli elettori è che chi vota Italia dei Valori vota non solo per la legalità, non solo contro la corruzione, ma vota anche per lo sviluppo. Un partito che ha dimostrato in passato e che vuole essere un punto di riferimento dei giovani, dei diritti, del lavoro e della questione morale. Le posso chiedere una cosa? Visto che prima lei ha citato il programma e lo ha fatto vedere a chi ci sta seguendo, voi tornate spesso su questo tema dei tedeschi, cioè vogliamo essere europei, non tedeschi, è diventato per voi il nemico pubblico numero uno, ma prima lo citava anche a Brignani, ma non è che semplicemente forse sono un po' più bravi, nel senso, ma anche il riconoscimento tra il lavoro, tra le forze politiche, chi si alterna al governo. La ringrazio della domanda, ma è molto pertinente. Noi non ce l'abbiamo ovviamente col popolo tedesco, di cui ovviamente... No, ci mancherebbe, voglio dire, sì, no, ma diciamo, questo era fuori di... Ci sono anche simpatici e li accogliamo a braccia aperte. Certo. Quello che contrastiamo e critichiamo è la politica della Merkel, la politica, diciamo, intesa come condizione restrittiva dello sviluppo. Cioè le condizioni che sono oggi in campo a livello europeo sono condizioni che invece di far diventare un'Europa un'opportunità rischia di diventare un problema. Allora la nostra battaglia qual è? Non contro i tedeschi ma contro la politica. Cioè noi non vogliamo essere sudditi né dei tedeschi né dell'Europa del Nord, noi vogliamo essere un paese che con la sua credibilità, e qui la colpa è anche di una classe dirigente nostra che ha fallito in questi ultimi 20 anni, perché se ci troviamo in queste condizioni con questo debito pubblico è perché chi attualmente ha gestito il paese, diciamo attualmente in questi ultimi 20 anni, evidentemente ha fallito, per cui il nostro obiettivo qual è? Quello di un cambiamento radicale, vero, di questa Europa che così com'è, cioè l'Europa dei tedeschi era un chiarimento doveroso dall'Italia dei Valori anche per evitare un incidente diplomatico con la Germania.